Cari amici vicini e lontani, quarta puntata della terza stagione di Guarda che Stella, una trasmissione che sta riscuotendo un successo incredibile e straordinario. Con il sindaco Mario Anzi, l'edizione 2013 della Fiera dei Santi. Signor Sindaco, facciamo con lei un po' il punto della situazione dopo questa bellissima manifestazione che si chiama Fiera dei Santi 2013 a Rivignano, ma soprattutto questo convegno dell'incontro interreligioso che si è svolto domenica 3 novembre e c'è qualcosa di importante che è arrivato, no? Sì, per quanto riguarda la Fiera dei Santi, insomma, ribadisco la nostra entusiasmo per l'esito di questa edizione. In periodo di difficoltà e di crisi noi qui a Rivignano invece abbiamo battuto tutti i record di presenza, e quello che più fa piacere è che tutti gli operatori commerciali e anche le associazioni che presentavano i loro stand gastronomici sono stati soddisfatti anche da un punto di vista economico, quindi il loro lavoro è stato ripagato, e questo è importante perché è una gratificazione anche quella economica che consente poi all'associazione di svolgere durante l'anno la loro attività. E nella Fiera dei Santi c'erano anche, accanto a delle conferme, anche tante iniziative nuove quest'anno. Le Notti Bianche, che è un'iniziativa che abbiamo introdotto qualche anno fa, il Festival Mondiale della Canzone Funebre, che ormai è giunto alla sua terza edizione ed è ormai diventato famoso in Italia ma anche all'estero, e quest'anno abbiamo introdotto anche un appuntamento culturale di alta valenza sociale, questo convegno, la Bibbia sorgente delle tre religioni, che è stata un'occasione di dialogo e di confronto tra esponenti autorevoli delle tre religioni monoteiste, quindi quella cattolica, quella ebraica e quella musulmana. Sapevamo che il successo in un certo senso era assicurato perché la gente queste cose ci tiene a seguirle e a conoscere. Poi era una domenica pomeriggio piovosa e soprattutto un impegno calcistico molto importante. Ecco, voi siete riusciti a assemblare il tutto e portare la gente a Rivignano, a riempire l'auditorium in queste 2 ore, soprattutto la gente ha capito e vi ha fatto i complimenti per l'impegno e soprattutto la bella iniziativa in sé. Sì, è stata un'iniziativa in cui si sono trattati dei temi anche piuttosto complessi. È durata 3 ore e nonostante questo tutta la gente è intervenuta, e devo dire tantissimi perché l'auditorium contiene 280 posti ed erano tutti assolutamente occupati, e c'era anche molta altra gente che ha dovuto trovare posto altrove in sedie di fortuna, perché insomma abbiamo superato sicuramente le 300 persone che per 3 ore sono rimaste molto attente a sentire i relatori confrontarsi sui diversi aspetti della loro propria religione, ma anche promettersi collaborazione e attenzione e stima reciproca. Quindi insomma l'evento è riuscito, è andato bene ed è un punto di partenza. Già ci siamo detti, il prossimo anno si ha da replicare, magari approfondendo alcuni aspetti di questa tematica. Quando abbiamo presentato la Fiera dei Santi, lei ha sottolineato una cosa molto importante: Rivignano come Assisi. Sì, è proprio perché Rivignano è stata definita città del confronto tra le religioni, e quindi per questa alta valenza il Presidente della Repubblica Napolitano ci ha scritto di nuovo, ho ricevuto con immenso piacere di nuovo una sua lettera dopo i complimenti che ci aveva fatto per la fusione con Teore. È arrivata un'altra lettera e accompagnata anche da una medaglia, questa, la medaglia del Presidente della Repubblica, che ha voluto il Presidente della Repubblica conferire, eccola qua, al Comune di Rivignano proprio per il convegno organizzato e per l'occasione di dialogo e di confronto tra le religioni. E soddisfazione questa per un sindaco? Ma sì, i periodi sono difficili e quindi per i sindaci sono in prima linea a combattere ogni giorno un insieme di difficoltà sempre crescente, però ogni tanto c'è anche qualche piccola soddisfazione quando si vede dei risultati, quando si vedono i frutti del proprio lavoro. Poi mi permetta di sottolineare un'altra cosa, importante anche questa, perché proprio in concomitanza all'arrivo della medaglia e dell'onorificenza da parte del Capo dello Stato di riconoscimento per il vostro lavoro, lo Stella ha dato importanti reperti archeologici. Certo, è in corso da tempo e per questo il Comune di Rivignano offre la propria assistenza logistica e quant'altro può fare. Un progetto, si chiama progetto Anaxum, che è diretto dall'Università
di Udine, in particolare coordinato dal professor Capulli, che si prefigge di ricercare dei reperti archeologici all'interno del fiume Stella, e ne sono stati trovati almeno 400, come è emerso nel corso di un incontro che abbiamo tenuto l'altro giorno in provincia a Udine, e soprattutto questa ricerca archeologica è stato lo spunto per un progetto che abbiamo, che è quello di ampliare il nostro parco comunale dello Stella, che già Rivignano ha, anche ad altri comuni contermini, e creare quindi un più grande parco archeologico nazionale, per il quale il sovrintendente ai beni archeologici si è speso anche con il ministro della cultura, e quindi ci sono buone possibilità che in futuro si possa creare questo parco archeologico nazionale del fiume Stella, che sarà un parco ambientale e storico, un cosiddetto parco ecostorico. Classifica. È sicuramente importante perché stiamo anche lavorando al recupero del complesso di Villa Otelio, i lavori ai magazzini del Stelle stanno andando avanti e a breve potranno essere terminati, quindi una parte del complesso può essere recuperato, e l'ambiente coniugato con l'archeologia e con la presenza anche di altri elementi quali i castelli fluviali, Villa Otelio ne è un esempio tra i più importanti, possono essere il volano per un rilancio anche economico di questo territorio. Non a caso l'Associazione Italia Nostra ha voluto premiare il Comune di Rivignano proprio per la politica che ha a difesa dell'ambiente, e per coniugare la difesa dell'ambiente con un ritorno anche economico, che è questo, per esempio, del parco. Restiamo in tema dei santi con un servizio dedicato ai motori. Questo bellissimo museo vivente che racconta un po' la storia del motociclismo e non solo, l'evoluzione delle moto in Italia, diciamo tra le due guerre fino ai giorni nostri, ma in particolare fino agli anni 70. C'è questo appuntamento durante la Fiera dei Santi a Rivignano, e dunque Bertoli, cosa dobbiamo aggiungere ancora? Scoperta, conoscenza, evoluzione, storia e anche geografia? Dobbiamo scoprire tutto questo venendo a vedere la nostra mostra mercato che facciamo in via Varmo a Rivignano, e potete scoprire tutti i modelli dei rumi che sono dell'artista, perché l'artista Donino Rumi, in più di essere uno scultore e un pittore, era un costruttore di moto. Queste moto sono moto particolari, specialissime, e noi abbiamo il grande onore e il piacere di avere tutti i modelli costruiti da questo Donino Rumi. Li potete ammirare da noi, sono in esposizione, fanno bella mostra di sé, sono perfettamente tutte funzionanti e tutte, diciamo, ben a posto. Ecco. E vicino a me c'è anche... Prima di sentire l'assessore, però, volevo chiederle quanti chilometri qua ci sono? Dai, fuori dai denti. No, chilometri di cosa? Chilometri, tutte queste moto, quanti chilometri? Percorsi, ma guardi, ogni moto avrà fatto 20-30 km giusto per la prova, perché è peccato adoperarle sulla strada, in più bisogna immatricolarle perché non sono immatricolate, e abbiamo potuto provarle con la targa prova per vedere se sono efficienti e se c'è qualcosa da aggiungere o da frenare o da fare o altre cose. Dunque non hanno fatto tanti chilometri. Ma uno che vuole venire a trovarvi, sì. Come può fare? Deve domandare a mio fratello Alfredo un appuntamento speciale, perché lui è molto geloso delle sue cose, per cui è un po' difficile. È difficile perché, diciamoci così, è geloso, eh? È geloso, anzi gelosissimo, di più. Certo. Sentiamo invece cosa dice l'assessore Sì. in questo caso.
Cosa dobbiamo aggiungere? Beh, io Fuori comune, va bene. sono fuori comune, quindi sono ospite. Però non in audio. Sì, infatti. Allora, io devo dire questa cosa qua, che l'associazione Motori dello Stella, come l'ho detto almeno 1000 volte, è una delle 40 associazioni di Rivignano, del comune di Rivignano, però negli ultimi anni si è distinta. No, e ne parlo bene perché comunque sono appena fresco di nomina da vicepresidente, quindi anche io appassionato, ed è stata una delle prime associazioni che logicamente anche a livello regionale, no, soprattutto per le moto, diciamo, quelle d'epoca, si è distinta e quindi no, mi sembra che siate tra i primi, anzi siamo tra la prima quest'anno, o tra le prime comunque delle associazioni appunto dell'epoca. Devo dirvi che comunque l'associazione, non solamente quest'anno ma anche gli anni scorsi, alla Fiera dei Santi, ha comunque sempre no, viva la presenza all'interno della manifestazione. Quest'anno direi che è un'occasione particolare passare alla mostra mercato perché, come diceva il Presidente, oltre a tutte le rumi, ma vedrete dei pezzi veramente eccezionali. Quindi invito tutti gli appassionati, ma non solo, ma anche le famiglie con i bambini, che vengano a vedere queste moto d'epoca perché da quelle moto dopo sono nate no, le moto che vediamo adesso. Grazie per l'ascolto, alla prossima.